Rinvenuto il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Guardia Piemontese nel Cosentino, potrebbe trattarsi del diportista tedesco scomparso in mare una settimana fa, ma per l'identificazione si attendono i risultati del test del DNA. Confiscati 8 milioni e mezzo di euro ad un noto imprenditore lametino, il provvedimento è eseguito dalla Guardia di Finanza, l'uomo è accusato di usura. Hanno utilizzato un furgone per sfondare la sala cinesca di un bar tabacchi di un distributore di benzina a Badue di Carolei, bottino della rapina circa 4.000 euro sull'accaduto, indagano i carabinieri. Tavolo tecnico questa mattina in prefettura a Vibo sulla realizzazione del nuovo ospedale, presente alla Regione Calabria, i lavori della nuova struttura, è stato assicurato, inizieranno entro gennaio. Nuove misure per la viabilità a Cosenza. L'amministrazione comunale ha apportato delle modifiche al piano del traffico. Favorevoli e contrari, i commercianti interessati al provvedimento valutano il cambiamento. Ha 15 anni e viene dalla Costa d'Avorio. Mohamed è un bravo centrocampista. Alcune società di calcio vorrebbero ingaggiarlo, ma il sogno è frenato dalla burocrazia. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura. Rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Guardia Piemontese nel Cosentino. Potrebbe trattarsi del diportista tedesco scomparso in mare una settimana fa a Cetraro, ma per l'identificazione si attendono i risultati del DNA. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Guardia Piemontese, centro del Tirreno Cosentino. Non si esclude che possa trattarsi del turista tedesco disperso in mare la scorsa settimana a Cetraro. L'uomo, lo ricordiamo, era a bordo di una barca a vela insieme ad un connazionale che è riuscito a salvarsi. A causa del mare in tempesta, l'imbarcazione si è schiantata contro gli scogli e il diportista è caduto in mare. Le ricerche del turista tedesco sono andate avanti per giorni, ma del corpo del 67enne nessuna traccia. Oggi dunque la macabra scoperta sulla spiaggia di Guardia Piemontese, ma al momento non c'è nessuna certezza che si tratti proprio del diportista tedesco. Per identificare il cadavere dovrà essere effettuata l'analisi del DNA. Ancora la cronaca, beni per 8 milioni e mezzo di euro sono stati confiscati ad un noto imprenditore lametino accusato di usura. Secondo gli inquirenti il patrimonio dell'imprenditore sarebbe sproporzionato rispetto alla sua dichiarazione dei redditi. C'è anche una villa con piazzola di atterraggio per gli elicotteri tra i beni confiscati dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme a Giuliano Caruso, imprenditore lametino, la cui dichiarazione dei redditi, secondo gli investigatori, non giustificherebbe l'alto tenore di vita. Il valore degli immobili di proprietà dell'uomo è considerata sproporzionata e ingiustificata rispetto a quanto dichiarato al fisco. Il patrimonio infatti comprende altre 2 ville in un residenza turistico, uffici, un magazzino, un hotel-ristorante, una struttura adibita ad attività commerciale, 15 terreni, una ditta operante nel settore dell'edilizia, quote societarie e l'intero compendio aziendale di società operanti nel settore della ristorazione, del settore immobiliare, edile, commercio di preziosi, ristorazione e scommesse. Alcuni dei beni erano intestati a prestanome, un totale di 8 milioni e mezzo di euro ritenuti provento di prestito con tassi usurai che superavano, sottolineano gli inquirenti, il 90% annuo. Il provvedimento di confisca è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura di Lamezia Terme. La cronaca giudiziaria, il GUP di Reggio Calabria ha assolto perché il fatto non sussiste. Il consigliere regionale Francesco Cannizzaro era accusato di corruzione elettorale aggravata. Assolto perché il fatto non sussiste il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, capogruppo a Palazzo Campanella della Casa della Libertà. La decisione del GUP di Reggio Calabria. Cannizzaro era stato accusato dalla Procura distrettuale Regina di corruzione elettorale aggravata per aver favorito un'associazione mafiosa in relazione ad alcune vicende legate agli appalti per la rimozione dei rifiuti solidi urbani affidato da alcuni comuni del Basso Ionio Regina all'imprenditore Azzarà, ritenuto vicino alle cosche Iamonte Paviglianiti
operanti a Melito Portosalvo e San Lorenzo. Cannizzaro era stato chiamato in causa da un collaboratore di giustizia insieme ad altri politici e amministratori per una presunta richiesta di appoggio elettorale alle regionali del 2014. Nell'inchiesta era coinvolto con gli stessi capi di imputazione di Francesco Cannizzaro anche l'ex consigliere ed ex assessore regionale Pasquale Tripodi, anch'egli assolto. Per i due amministratori il PM della DDA aveva chiesto 2 anni di reclusione ciascuno. Il giudice ha anche assolto l'attuale sindaco di Palizzi Walter Scelbo e l'ex sindaco di Motta San Giovanni Paolo Faganà, mentre con il rito ordinario è ancora sotto processo il sindaco di Bova Marina Vincenzo Crupi. Lasciamo per il momento la cronaca, ci spostiamo a Vibo Valentia per parlare della realizzazione del nuovo ospedale. Tavolo tecnico questa mattina in prefettura, dall'incontro a cui ha partecipato anche la Regione Calabria sono emersi tempi certi sull'avvio dei lavori. La maledizione dell'ospedale, il nuovo ospedale di Vibo Valentia, chimera ultraquarantennale che proprio mentre sembrava avesse trovato la strada della realizzazione si è ritrovato nuovamente, inesorabilmente bloccato. Il prefetto Guido Longo ha convocato un incontro per fare il punto sullo stato dell'arte del nuovo ospedale, un tavolo tecnico nella consapevolezza che dopo 13 anni di promesse, a quel tempo risale la prima pietra, il territorio non può essere ancora preso in giro. E così la chiamata all'ordine del prefetto sembra aver trovato una prima soluzione, ovviamente da seguire con attenzione per una costante verifica. Io sono molto ottimista perché si era stabilito un cronoprogramma, è slittato di qualche mese perché è intervenuto giustamente, è intervenuta la valutazione suppletiva di un condotto della SNAM che è a circa 500 metri dall'ospedale, che ha bisogno ovviamente di una implementazione sul piano della sicurezza. Mi sembra normale e scontato. È stata una cosa importante oggi, una riunione importante perché innanzitutto è stato messo in evidenza che questo tavolo, oggi così come è stato convocato, è un tavolo permanente e che vigilerà attentamente sull'andamento delle fasi progettuali. I tempi da adesso in poi dovrebbero essere rispettati. Ce lo auguriamo tutti, se lo augura soprattutto l'azienda sanitaria che ha bisogno, così come la cittadinanza, di avere un ottimo ospedale. Ho voluto proprio sancire e dare certezza su questi tempi. Con il prefetto siamo rimasti che siamo in contatto continuo per far rispettare questi tempi. Prevedo che per fine gennaio, perlomeno con le opere complementari, si possa andare effettivamente a cantierizzazione. Nuova manifestazione di protesta questa mattina degli alunni e dei genitori del liceo Fermi di Cosenza. Proprio questa mattina hanno incontrato il prefetto Tomao. Non si ferma la protesta degli alunni del liceo scientifico Fermi di Cosenza. Oggi una delegazione di studenti è stata ricevuta dal prefetto Tomao. La struttura di Via Esnardi, lo ricordiamo, è stata dichiarata inagibile e ciò ha portato alla dislocazione delle classi del triennio in 2 diversi istituti. Il nuovo anno scolastico per gli studenti dello storico liceo cosentino è iniziato così, tra dubbi, incertezze e proteste. Nei giorni scorsi il presidio del plesso di Via Molinella, l'incontro con il presidente della provincia Iacucci e manifestazioni per chiedere una scuola sicura, una soluzione che non comporti lo smembramento delle classi. Noi vogliamo trovare una soluzione che imponga che il triennio sia tutti insieme, che il Fermi torni ad essere il Fermi. Per far questo c'è bisogno di un plesso che possa riunirci tutti quanti e noi quello che chiediamo è la massima chiarezza dalle istituzioni. L'aspetto più strano è che ne siamo venuti a conoscenza solo a settembre, dopo che il Fermi comunque è un istituto che esiste da tantissimi anni e non sono stati fatti mai controlli all'interno. È uscita questa instabilità sui carichi verticali che ritengo comunque giusta, dato che è documentata da 2 laboratori diversi, ma comunque ritengo sbagliato il fatto che sia uscito soltanto a 2 settimane dall'inizio della scuola. Questo è semplicemente vergognoso perché il Fermi è stato smembrato, ci saranno 4 plessi diversi. In questo modo il Fermi non è più il Fermi perché non c'è l'unione tra studenti. Noi chiediamo quantomeno che il triennio, terzi, quarti e quinti siano insieme.
Il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci ha parlato di tempi lunghi, almeno 40 mesi, per rimettere in sesto la struttura di via Snardi e oggi alunni e genitori hanno chiesto l'intervento del prefetto. Presente anche il presidente Iacucci, riconfermato quanto già stabilito, cioè entro il 30 novembre verrà individuata una possibile sede da sottoporre al Consiglio d'Istituto alla preside ai ragazzi, che però sarà assegnata solo per il prossimo anno. Per ora dunque la situazione rimane immutata perché nell'immediato non ci sono sedi disponibili. Il prefetto Tomao ha ascoltato le ragioni degli studenti e si è impegnato a monitorare costantemente l'evolversi della vicenda, assicurando che genitori e studenti saranno costantemente informati. Nuove misure per la viabilità a Cosenza. L'amministrazione comunale ha apportato delle modifiche al piano del traffico. Favorevoli e contrari i commercianti interessati dal provvedimento valutano il cambiamento. Sentiamo Gianluca Pasqua. Dopo il banco di prova dell'apertura delle scuole, adesso anche la prova pioggia, che notoriamente altera i flussi di traffico cittadino, mandandoli spesso in tilt. A metà mattinata il traffico su via Misasi, ex via Roma, a Cosenza è scorrevole. Dopo i primi giorni di rodaggio che hanno visto l'amministrazione comunale impegnata a individuare soluzioni alternative e aggiustamenti, dopo la chiusura del tratto antistante le scuole, i negozianti della zona a mente fredda giudicano le scelte e l'andamento del nuovo corso della viabilità cittadina. Non ci possiamo lamentare. Si cammina, perché no? Su via Roma si cammina. Quindi è andata alla fine, dopo i primi giorni di rodaggio, la situazione è migliorata? Sì, è migliorata, come no? I primi giorni anche molta gente non sapeva dove dovevano andare, ormai si vede che è normale, va. In tutti questi anni è cambiata, si è evoluta, c'è sempre stato traffico perché la strada, principale, una volta c'era di più, c'erano molte più attività commerciali, poi la strada principale è per prendere l'autostrada, almeno per questo periodo. E adesso invece con queste novità, dopo i primi giorni di rodaggio, come va? Adesso nelle ore di punta c'è sempre traffico ugualmente, anche l'uscita di scuola o l'entrata di scuola si vede la solita routine di macchine fuori posto, in seconda fila e traffico costante. Come giudica queste novità? Guarda, attualmente è un po' prematuro, come abbiamo già detto all'amministrazione, anche loro stanno facendo questo rodaggio, ci sono i problemi, stiamo a vedere un pochettino come stanno le cose pian piano, però attualmente sembra che sia negli orari di punta, torno a ripetere, c'è molto traffico ugualmente. La chiusura del tratto via Misasi ha comportato diverse modifiche ai sensi di marcia di altre strade cittadine. Su via della Repubblica, ad esempio, insiste un doppio senso di marcia che consente di arrivare a via Simonetta e tornare su via Misasi, o scegliere di proseguire in direzione dell'ospedale o ancora dello svincolo autostradale di Cosenza Sud. A piazza Bilotti, identica soluzione, anche qui le auto si incrociano. La viabilità cittadina è come una clessidra, si svuota da una parte e si riempie dall'altra. Nei primi giorni di cambiamento hanno protestato i cittadini di Mendicino, costretti a lunghe attese per entrare in città, così come si lamentano alcuni esercenti che insistono nell'area successiva all'isola pedonale, adesso meno trafficata. Sicuramente, come posso dire, i passanti, il cliente di passaggio non lo pigliamo più perché non c'è traffico, le macchine non passano, evitano di venire da queste parti. Avete perso clientela? Sicuramente sì, un po' sì, già la crisi c'era e mo col fatto che il traffico è diminuito, perché le persone, non è vero che il traffico, come si può dire, è risolto il problema, perché le persone evitano solo di venire da queste parti, è solo qua il problema. Torniamo alla cronaca con questa storia che arriva da Cosenza, dove agenti delle volanti della questura hanno arrestato un quarantenne per atti persecutori ai danni dell'ex coniuge. Nel corso della notte è arrivata al 113 la chiamata di una donna che ha detto di aver subito un'aggressione da parte dell'ex marito. Giunti nello stabile, gli agenti hanno sentito una donna che intimava a qualcuno di andarsene. Entrati in casa, ma hanno visto la donna che, in evidente stato di agitazione, ha raccontato di essere stata aggredita in presenza dei 2 figli minori dall'ex marito che, dopo aver forzato un infisso, si era introdotto in casa rifiutandosi poi di uscire. I poliziotti hanno individuato l'uomo in camera da letto in palese stato di confusione mentale. Già in passato l'uomo aveva tormentato l'ex moglie con continue richieste di riallacciare la relazione e in alcune occasioni l'aveva aggredita. L'ultimo episodio risale alla scorsa settimana. Nell'occasione l'uomo era stato denunciato con diffida di avvicinarsi all'abitazione della vittima. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
Hanno sfondato con un furgone la serranda del bar tabacchi del distributore di benzina Vado e di Carolei, impossessandosi di denaro contante, valori bollati e tabacchi. Il bottino ammonterebbe a 4.000 euro. La rapina nella notte. Sull'accaduto indagano i carabinieri che avrebbero già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore di carburanti. Secondo i primi riscontri, ad agire sarebbero stati in 4. Il proprietario di un fondo agricolo di Poli è stato denunciato dai carabinieri di Soriano nel Vibonese dopo che su un suo terreno sono state trovate 8 armi e perapi rubate. I militari hanno avviato le indagini e grazie al sistema GPS satellitare installato sull'alveare è stato individuato in un terreno situato nello stesso comune, recuperando la refurtiva che è stata subito riconsegnata al legittimo proprietario. Un trentenne è stato arrestato dalla polizia stradale di Cosenza con l'accusa di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, nel corso dei servizi di vigilanza stradale sulla 2, hanno fermato un'auto al cui interno è stato rinvenuto un involucro contenente canapa indiana suddivisa in pacchetti per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo. Il conducente è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Rubinetti a secco. Domani a Cosenza a partire dalle 14 sarà interrotta l'erogazione idrica nella zona centrale della città. Il provvedimento, precisa una nota, si è reso necessario al fine di sostituire alcune saracinesche non funzionanti. Adesso vi raccontiamo la storia di un sogno che speriamo possa realizzarsi. Al momento di certo è bloccato dalla burocrazia, come ci racconta il giovane aspirante calciatore proveniente dalla Costa d'Avorio. A 15 anni è un sogno giocare a calcio. Mohamed parla correttamente l'italiano, ci racconta di aver frequentato le scuole medie in Calabria. Ospite di una casa famiglia a Marzi nel Cosentino, è arrivato il 5 maggio del 2015 a bordo di un barcone approdato a Crotone dalla Costa d'Avorio fino alla Libia. Ha impiegato 2 mesi, poi il viaggio della speranza verso l'Europa. È un bravo centrocampista e alcune società sportive di calcio vorrebbero ingaggiarlo, ma la burocrazia si è messa in mezzo e il sogno potrebbe svanire. Il problema che c'è mo è il problema di tesseramento, che la FIGC non vuole tesserarmi perché non ho i miei genitori qua. Non vogliono la firma della tutrice, che è una tutrice che mi è stata data dal Tribunale del Catanzaro, se non mi sbaglio. Ho tutti i decreti, le cose, però non vogliono solamente la firma dei genitori. E io non ho i genitori qua, solamente un fratello grande maggiore che lavora. E quindi senza questa firma tu non puoi giocare? Sì, così mi hanno detto, senza firma non posso giocare. E mi sento pure io un po' triste perché ho la voglia, voglio combattere per essere tesserato e sto facendo tutto. Real Madrid e Milan, le squadre del cuore, gli esempi da emulare, negli occhi la grinta dell'adolescenza, il talento e la forza di voler centrare l'obiettivo per il quale ha lasciato la sua casa, i suoi genitori, la sua terra. Ho fatto un anno di allenamento senza giocare campionato con il Rende, ma la squadra è salita in Lega Pro, mi sto ancora allenando con loro. Il campionato è iniziato ieri, hanno giocato la prima partita, hanno perso, però quando ho visto le foto dei compagni, le immagini dei compagni che stavano giocando, sono stato un po' triste. So che anche il Lecce ti vuole. Sì, il Lecce mi ha contattato, però sempre il motivo del tesseramento, non ho potuto andare. Speriamo allora che qualcuno ci aiuti. Sì, ho un procuratore pure, però stanno facendo tutto il possibile per poter tesserarmi. Io mi sento un po' italiano, ormai ho fatto la seconda media, terza media, prima superiore, tanti amici italiani, mi trovo bene. Sono in una casa famiglia dove mi trovo bene, mi stanno facendo tutto il possibile. Ma devono fare un ricorso in tribunale, non lo so come andrà, spero bene. All'Unical adesso, dove è stata presentata la 4ª edizione della Notte dei ricercatori.
Un tuffo nel mare del sapere per scoprire le meraviglie scientifico-culturali dell'Università della Calabria e la notte dei ricercatori, tutto pronto per la quarta edizione che si svolgerà il prossimo 29 settembre. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. Il cuore della manifestazione è l'incontro dei docenti, dei ricercatori della scienza con il territorio, così il rettore dell'Università della Calabria, Gino Crisci. L'intensa giornata inizierà alle 9:30 con sperimenti alla ricerca, con visite nei laboratori, nei centri, nelle strutture e nei musei dell'Ateneo, attività questa rivolta soprattutto alle scuole. Quest'anno, a 6 giorni dall'apertura delle prenotazioni, l'Unical ha già registrato quasi 10.000 iscrizioni a sperimenti alla ricerca. Le visite, ha spiegato il professor Giuseppe Passarino, delegato del rettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico, racchiudono tutte le attività di ricerca dell'Università della Calabria. Si tratta di una vera e propria festa, ha aggiunto, grazie alla quale si mostra cosa si fa nei nostri laboratori, come ad esempio l'analisi del DNA, gli studi sui modelli idraulici, l'osservazione dell'universo, la stampa in 3D e tantissimo altro. Passarino ha parlato poi delle altre attività del programma della Notte dei Ricercatori. Ritorna il Ponte della Ricerca e, come sempre, sul Ponte Bucci ci saranno gli stand dei dipartimenti, delle strutture, dei centri Unical e delle imprese che si occupano di innovazione, e poi animazione con musica e artisti di strada tra i cubi dell'Unical, eventi sportivi, la rassegna cinematografica e tante altre iniziative che potranno essere scoperte il 29 settembre. La settimana europea della mobilità sostenibile, oggi a Cosenza in Piazza dei Bruzzi, esposizione di veicoli ecosostenibili. In occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, il Comune di Cosenza ha dedicato 2 giornate all'esposizione di mezzi a basso impatto ambientale ed ecosostenibili, con la possibilità di provarli su strada, ma soprattutto vi ricordiamo che venerdì 22 settembre si potrà usufruire gratuitamente del servizio di trasporto pubblico urbano dell'Amaco. Noi non ci siamo sottratti a dedicare 2 giornate alla mobilità sostenibile, la prima oggi con l'esposizione di quelli che sono i mezzi sostenibili che possono favorire meno inquinamento nelle città, mezzi a metano, bici elettriche. Abbiamo presentato anche oggi per la seconda volta il nostro fiore all'occhiello, l'azienda Amaco, che si è dotata di un mezzo per trasporto di disabili verso l'aeroporto. Vi è da precisare che questo è a disposizione H24, quindi è un ulteriore servizio che noi diamo ai nostri cittadini e a quanto ne fanno richiesta. La settimana va dal 16 al 22, noi dedichiamo queste 2 giornate, la seconda è venerdì, dove offriamo ai cittadini di Cosenza la possibilità di utilizzare il mezzo pubblico nostro, il trasporto pubblico locale, l'utilizzo gratuito e rendersi conto se è praticabile vivere la città attraverso i mezzi pubblici. Noi riteniamo di sì, perché offriamo un buon servizio che raggiunge tutta la città e non solo, le frazioni servite costantemente, anche quelle più lontane. Non solo, ancora arriviamo fino a Piano Lago per offrire un servizio anche a chi lavora nella zona delle fabbriche e dell'area industriale. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Un minimo depressionario in scorrimento sul medio Adriatico convoglia massa di aria piuttosto fresca ed instabile sul Tirreno, verso le aree più occidentali della nostra regione. Avremo un ulteriore sensibile calo termico con temperature che registreranno valori al di sotto delle medie del periodo. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, parziali annuvolamenti nel corso della giornata li potremo trovare su Pollino e Sila, Ionio, Cosentino e tra Catanzarese e Crotonese, senza fenomeni di rilievo. Temperatura stazionaria o in ulteriore diminuzione nei valori minimi nelle aree interne. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti orientali su medio e alto Tirreno con mare poco mosso il settore meridionale con leggero rinforzo da libeccio. Sullo Ionio avremo ventilazione debole da nord con mare tra quasi calmo e poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento.
E il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.